è giunto il momento del primo show moda. Vi presento infatti l'atelier Ideation JD di Daniela Pinton. Ideation JD è un atelier che realizza abiti su misura per tutte le occasioni. Daniela, la stilista, è pronta a realizzare qualsiasi vostra esigenza. Ecco a voi Daniela Pinton. Buona visione!
che ormai ci segue in tutte le nostre manifestazioni, nomi, cognome, età, cosa fai di bello nella vita e qual è il tuo sogno nel cassetto? Buonasera a tutti, sono Giovanna Ciccon, ho 17 anni e studio chimica e biologia all'Istituto Tecnico a Padova e come sogno nel cassetto mi piacerebbe laurearmi, magari possibilmente diventare medico. Allora, Giovanna, fai un'altra sfilata. Io vi ricordo che Giovanna ci ha contattato nella nostra pagina Facebook, ha detto io vorrei provare a sfilare ma non me la sento ancora di gareggiare e noi abbiamo detto beh, se vuoi senza gareggiare vieni a fare una sfilata e lei ha provato e spero appunto che si sia divertita. E ora vi presento coloro che sono le Miss. Grazie Giovanna, puoi pure accomodarti perché ti vedremo sfilare con un altro abito. Saluto di nuovo la nostra Miss Angelica che anche lei andrà a cambiarsi per un'altra uscita. E vediamo ora le Miss, iniziando dalla Miss Ilaria Bernardi, vieni qui, che si sono già conquistate il lascia passare per la finale. Vero Ilaria? Nome, cognome, età, cosa fai di bello nella vita e quale titolo hai vinto e dove? Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Ilaria Bernardi, ho 17 anni, vengo da Favaro Veneto, studio grafica pubblicitaria alla Gazzera, all'Istituto Salesiano San Marco e il mio sogno nel cassetto è diventare una fotomodella. Quale titolo hai vinto? Ho vinto il titolo di BU. Allora la vedremo sfilare in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto il 2 di settembre. Accogliamola con un grande applauso. Nomi, cognome, età, cosa fai di bello nella vita? Presentati un po', Vivian. Buonasera a tutti, mi chiamo Antonio, 17 anni, vengo da Borgorico e studio lingue all'Istituto Tecnico di Milano e il mio sogno sarebbe diventare psicologa, laurearmi ovviamente per la Ecco, Vivian, la rivediamo sfilare. Sì. Anche lei ha conquistato il lascia passare per la finale del concorso. Veronica, parlaci un po' di te. Buonasera a tutti, mi chiamo Veronica Puregon, ho 17 anni, vengo da Padova, studio al liceo scientifico e ho vinto la fascia Miss Marotto Giulia al Salpedrocchi. È il tuo sogno nel cassetto? Beh, laurearmi, diventare magari fisioterapista e continuare in questo mondo. Veronica Puregon. Anche lei sfilerà in piazza Giorgione sabato 2 settembre. Sono Violetta, vengo da Cittadelle, ho 20 anni e lavoro in una Qual è il tuo sogno nel cassetto e quale titolo hai vinto? Tu hai vinto all'ultima selezione, l'ultima che abbiamo fatto. e io ho vinto il titolo di Smoke Luca 0.2 e il mio sogno nel cassetto è di aprire una forte. E allora, noi te l'auguriamo, intanto ti vediamo sfilare. Anche lei sfilerà in piazza Giorgione a Castelfranco. Sono Ilaria Reato, ho 17 anni, frequento il liceo linguistico a Cittadella e il mio sogno del cassetto è continuare in questo ambito, nell'ambito della moda e diventare un insegnante di lingue. Che titolo hai vinto alla scorsa selezione? Ho preso la fascia di Miss Eco Team. E allora vediamo sfilare anche la nostra Ilaria, sempre con i fantastici abiti di Daniela Pinton. Invito i parrucchieri che hanno curato le acconciature delle nostre Miss ad avvicinarsi perché ora li presenterò. Anche la nostra Ilaria sfilerà sabato 2 settembre in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto e naturalmente siete invitati tutti voi, non mancate, mi raccomando. E allora non mi resta altro che
che hanno curato le acconciature delle nostre miss, ovvero il Salone Sand Parrucchieri di Sabrina ed Andrea, che si trova in Piazza Europa Unita 33 a Castelfranco Veneto. Accogliamoli con un grande applauso perché sono qui. Vi racconto ancora un po' di loro. Sand nata dall'unione di due compagni di scuola appassionati di un lavoro artigianale, umile nel suo essere ma nello stesso tempo innovativo e creativo. Sabrina ed Andrea, sempre pronti a mettersi in discussione, nel 2007 uniscono sia i loro saloni, uno di Treviso e uno di Castelfranco, sia la loro professionalità per poter dare forza ad una filosofia ed uno stile tutto Sand. L'entusiasmo di questo progetto alimenta il loro lavoro quotidiano, supportato anche dalla forza dei loro collaboratori, presenti a molti eventi locali ma anche ad eventi rinomati come le Fashion Week di Milano e a numerosi servizi fotografici importanti. Sabrina ed Andrea vi aspettano in Piazza Europa Unita 33 a Castelfranco Veneto e anch'io, Sabrina, indosso, sfoggio, diciamo, il degradé gioielli. Allora grazie mille ancora e grazie per aver curato l'acconciatura di tutte le nostre miss e naturalmente della sottoscritta. Grazie. E noi continuiamo perché è giunto il momento di parlare di un altro partner della serata, ovvero Bags for Dream. Invito Maglio a raggiungermi. E allora, Maglio, io ti cedo il microfono perché devo andare dentro un attimino. Parlaci appunto di Bags for Dream. A dopo! Cos'è Bags for Dreams? È un sistema di comunicazione innovativo che ha due obiettivi: per le aziende portare nuovi clienti, per i privati portare divertimento, portare occasioni, promozioni, sconti e quant'altro. Cos'è la realtà aumentata? È semplicemente un'innovazione tecnologica che utilizziamo i normali strumenti che tutti abbiamo per la nostra comunicazione, sacchetti, le cartoline, il biglietto da visita e quant'altro, tutta la documentazione che noi abbiamo già comunemente nelle nostre aziende. L'altro strumento importante che noi utilizziamo qual è? È il nostro telefono. Tutti quanti abbiamo ormai questo telefono perché se non ce l'abbiamo ormai non vale più. Non dobbiamo fare altro che attivare il telefono, scaricare un'applicazione P4D molto semplice, gratuita, e poi puntare su una cartolina che troverete qua nei tavoli oppure anche nel rollato che trovate lì. Qui c'è una corona, puntate sulla coroncina e qua viene fuori un video delle nostre ragazze. Da qua noi possiamo andare a vedere tutti gli sponsor ed entrando nei loro sponsor facciamo le promozioni che ci fanno. Bene, quindi è uno strumento che integra la visibilità cartacea classica tradizionale con il mondo web e il mondo social. Questo è l'inizio di una realtà aumentata, dovremo fare i conti con questa realtà nei prossimi anni, quindi è meglio avere un primo approccio per avvicinarsi a questa realtà. Bene, vi aspettiamo alle prossime finale del 2 settembre, perché lì ci saranno delle belle sorprese utilizzando proprio questa realtà aumentata. E colgo l'occasione anche per ringraziare un altro partner della serata, ovvero Beauty Store, che si occupa della vendita di prodotti per capelli, corpo, make-up, attrezzature ed arredamenti per acconciatori ed istituti di bellezza. La vendita è rivolta sia ai possessori di partita IVA che ai privati. Beauty Store si trova in via Romanina 7P a Castelfranco Veneto, dietro Piazza Giorgione, e a Milano, in provincia di Venezia, in via 20 settembre. Un grande applauso anche a Beauty Store. E allora avete notato che io ho fatto un cambio d'abito perché ora è giunto il momento di presentare il negozio di abiti da sera BU. BU racchiude in sé tutto ciò che una donna possa desiderare. BU rappresenta un caleidoscopio di colori, fiocchi, volant, piume e borchie, sempre attenti alle novità e alle tendenze del momento. BU si trova in via Roma 52 a Cittadella. Signore e signori, ecco a voi le proposte BU. Buona visione!
che opera nel settore dell'interior design, dopo una prolungata esperienza nell'arredamento metallico per far fronte alle nuove e sempre più crescenti esigenze di mercato, da qualche anno ha sviluppato l'attività di una termoformatura e sublimazione del solid surface, che è un materiale minerale naturale, versatile, traslucente e termoformabile. Un grande applauso a Daily Service, grazie! E ora è giunto il momento di vedere l'ultima sfilata, l'ultima sorpresa di questa sera. Infatti vi presento gli abiti di Sartoria Maria Pia Creazioni, sartoria di abiti da sposa con esperienza trentennale, promotrice del vero Made in Italy. La progettazione e creazione del modello e ogni singola rifinitura avvengono nel loro laboratorio interno, che da oltre 30 anni offre vere e proprie emozioni da indossare alle sue spose. Maria Pia Creazioni Made in Italy si trova in via del Commercio 15 a Cornuta. Visitate il loro sito www.creazionimariapia.it e allora buone visioni con gli abiti da sposa di Maria Pia Creazioni.
trova in via del Commercio 15 a Cornude, in provincia di Treviso. Eccoli qua, buonasera, grazie ancora per aver partecipato a questa serata. Consultate il loro sito www.creazionimariapia.it per scoprire tutte le novità. Grazie, grazie. Colgo l'occasione anche per ringraziare Maison Mariage Wedding and Events. Da 10 anni organizza matrimoni ed eventi di classe in Veneto. Il progetto, l'organizzazione, la cura del dettaglio, la regia sono parte di un lavoro che unisce diverse discipline con un unico obiettivo: rendere visibile e concreta l'essenza straordinaria di un giorno speciale. Nel laboratorio creativo di Maison Mariage ogni desiderio trova concretizzazione attraverso un percorso di scoperta delle migliori idee per creare un evento unico ed originale. Maison Mariage Wedding and Events si trova in via Roma 18C a Vigonza, Padova. Consultate il sito www.maisonmariage.it e facciamo un grande applauso per la cura di questa serata. Ringrazio anche particolarmente Fiori per le scenografie floreali. Tradizione, forma e innovazione si sposano con la raffinatezza dei dettagli per un modo originale di intendere l'arte floreale. Particolarmente Fiori si trova in piazza della Vittoria 85 a Martellago, il loro sito www.particolarmentefiori.it, e un grande applauso anche loro per l'allestimento appunto floreale della serata. Siamo pronti? Siete pronti per le premiazioni? È giunto il momento di scoprire chi saranno le vincitrici di questa serata. E allora, se il nostro DJ è pronto, direi che è il momento della nostra sigla! Con la borsetta del nostro partner Bags for Dream. Iniziamo con la prima miss. Invito Daniela Pinton ad avvicinarsi, la stilista Daniela Pinton. Ce l'abbiamo Daniela Pinton, forse ancora nel backstage che sistema. Eccola Daniela, stava sistemando gli abiti. Perché andiamo a premiare la prima Miss Ideation JD, fascia appunto di Daniela Pinton. C'è il premio offerto da Beauty Store, quello offerto da Nomasfello e l'accesso alla finale del 2 settembre. La concorrente, ecco qui l'accesso alla finale, la concorrente numero 10, Veronica Pepe. Vedremo sfilare perché anche lei ha conquistato il lascia passare per la finale. La vedremo sfilare il 2 settembre in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. Per lei il lascia passare per la finale. Veronica, prendi il lascia passare. Eccola qua. Allora Veronica, mettiti qui, un po' più in là, benissimo, che ora andremo a conoscere la prossima fasciata. Grazie mille ancora Daniela. Chiamo Filippo Favaretto per Stelfar, perché ora assegneremo la fascia di Miss Stelfar. Eccolo qua, Filippo, vieni qui alla
alla mia destra, arriva anche la fascia, vince la concorrente numero 7, Valentina Casimiro. Le facciamo fare prima una sfilata. Grazie mille. Allora, che dire, fai una foto con la nostra Miss, consegniamo il lascia passare, foto con la nostra Miss e lo sponsor, benissimo. Grazie mille a Filippo Favaretto. Continuiamo con la fascia di Nomasvello Salzano. Invito ad avvicinarsi per Nomasvello Salzano la nostra Jessica. Arriva anche la fascia. Ecco, qui vince anche il premio Nomasvello personalizzato. E vince anche l'accesso alla finale del 2 settembre. Vince la concorrente numero 9, Jamina Samre. Facciamo una foto con lo sponsor, foto di rito per la stampa, domani siete su Chi, su Diva e Donna, ovunque. E sfilata per la nostra Miss. Sfilare in piazza Giorgione e naturalmente non lo vuoi il premio, lascia passare. Emozionata, eccola qua, mettiti pure vicino alle altre ragazze. Grazie mille ancora e grazie ancora a Nomasvello per aver partecipato a questa serata. Noi continuiamo con Miss Eurospesa, premia Pierluigi Frassonna. Non lo vede, quindi Miss Eurospesa vince il premio offerto da Beauty Store, quello Nomasvello, il servizio fotografico da effettuarsi con il fotografo Alessandro Bassa e naturalmente l'accesso alla finale del 2 settembre, la concorrente numero 17, Valeria Zanier. Corso di rito. Sfilare in piazza Giorgione il 2 di settembre. Tanto per lei lascia passare per la finale. Ecco qua. E allora, prima di conoscere la vincitrice di questa serata, prego il mio staff di consegnare a tutte le miss rimaste ancora in gara il premio offerto da Beauty Store e quello offerto da Nomasvello, perché, ve lo ricordo nuovamente, Miss Città Murata premia tutte le sue partecipanti. Eccoli qua i premi, premi come se piovessero. Invito Miss Città Murata 2016 Angelica Campanella ad avvicinarsi per la premiazione, per appunto portare la corona. Si avvicina la nostra Miss Città Murata che porta la coroncina, perché è giunto il momento di conoscere la prima classificata della serata. Facciamo arrivare anche la fascia.